passiamo ad un premio speciale, perché la narrativa inedita si compone anche di un premio davvero particolare, e stiamo parlando del premio speciale Giacomo Massarotto per opere di particolare originalità, dove peraltro c'è anche in palio la pubblicazione, un contratto di pubblicazione con la casa editrice di Andrea, appunto Panda Edizioni. Per cui inviterei a raggiungermi qui in centro palco per poi consegnare questo premio proprio l'avvocato Giorgio Massarotto. Buonasera avvocato, che è anche il fratello peraltro di Giacomo, che fu premiato nel 2016 nella sezione saggistica all'epoca. Buonasera avvocato, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. È acceso, sì, gliel'ho acceso. Sì, funziona. Buonasera a tutti, grazie. Allora avvocato, intanto le diamo il benvenuto, per noi è un piacere e un onore anche per me conoscerla finalmente anche su queste tavole. Grazie. E magari se vuole dirci qualcosa, io le lascio la scena tutta per lei, e se vuole darci anche un suo saluto di benvenuto, di personale. Tra l'altro ricordiamo che lo studio legale dell'avvocato Massarotto è anche uno dei promotori e anche sponsor della serata e del premio Corolla, quindi la ringraziamo anche del suo contributo in merito. Mi è piaciuto di questa iniziativa lo spirito giovane, la gaiezza che si muove in mezzo alle opere, alle letture, e diciamo la leggerezza del programma. Devo dire che io sono molto geloso del mio tempo, se non mi diverto diciamo vado via. Qui diciamo che questo mix di musica, di intrattenimento, di cultura, mi sento a mio agio, e questo è un complimento per gli organizzatori. So che la fatica è una fatica in più, perché coordinare tutte queste diverse fonti, musica, lettura, spettacolo, immagini, eccetera, so che non è facile, e complimento agli organizzatori. Grazie, mi fa piacere che le piace questa serata di suo gradimento per quanto riguarda, diciamo, l'edizione. Adesso non fatemi parlare troppo, altrimenti diventa, si allunga il programma e allora si annacqua lo spettacolo e la gente si diverte di meno. No, non è detto, magari no. E allora invito subito la nostra assistente, hostess, Valletta Katia, che ci porta la busta con il nome del vincitore. Allora, prego avvocato. Sì, le tengo io il microfono se vuole. È una sorpresa. Sì. Allora, il premio speciale Giacomo Massarotto per la inedita narrativa va a Graziella Canapei con Borotalco. E complimenti a Graziella. Complimenti. Consegna il premio a Graziella, l'avvocato Massarotto, per quanto riguarda il premio speciale Giacomo Massarotto. Complimenti. Appoggiamo un attimo. Sì, ci appoggiamo lì. Premio, perché devo fare una domanda. Allora, nel romanzo Borotalco, poi mi dirà perché questo titolo, una donna in difficoltà economiche, un prete e la riscoperta del passato. Sono questi gli ingredienti del libro? Vuole fare qualche accenno? Sì, assolutamente, lei ha sintetizzato molto. Diciamo che la storia di una donna, diciamo, che vive in condizioni un po' di disagio, che ad un certo punto decide di ospitare presso la propria abitazione una signora, una sconosciuta che viene dall'estero, su richiesta del prete del paese. Tra questa donna, tra le due donne, quindi una storia anche un po' di amicizia tra le due donne, si instaurerà poi un rapporto, diciamo, di amicizia, però le cose non stanno come sembrano. Ecco, io adesso non voglio anticipare nulla per non togliere magari a chi avesse intenzione di leggerlo la sorpresa. Per questo titolo, diciamo che io non sono brava assolutamente a scegliere i titoli. Ero molto dubbiosa, non mi veniva niente di buono, e allora ho usato Borotalco perché semplicemente
Alcune volte nel corso del libro si fa riferimento a questo barattolo di Borotalco, che era l'unica cosa che rimaneva alla nostra protagonista, l'unico oggetto che apparteneva alla nonna. Lei ha di sua nonna, dice all'inizio, oltre ai ricordi mi è rimasto solamente un barattolo di Borotalco. Una scelta così. Magari avrei dovuto scegliere un titolo un pochino più accattivante, non lo so. Comunque, questo è. Molto bene. Allora, io direi che ci possiamo accomodare per andare no, dopo, sì, dopo abbiamo tempo. Ci andiamo ad accomodare perché è emozionante anche sentire, immagino, leggere una pagina o un estratto dal proprio libro, immagino, vero? È veramente emozionante. Quindi ci accomodiamo perché andiamo ad ascoltare di Graziella Canapei un estratto da Borotalco. Quello che rimane di mia nonna, oltre ai ricordi, è un barattolo di Borotalco verde scuro, alto poco meno di una spanna. L'ho aperto ieri. Profumava di gelsomino o forse di caprifoglio. Sono stata sorpresa che avesse mantenuto la sua fragranza dopo tutti questi anni. Me ne sono versata un po' sulla mano. La polvere sottile è volata sul lavandino, sui capelli che avevo tolto dalla spazzola. Dopo ho riposto il barattolo dove è sempre stato, sulla soglia interna della finestrella con inferriate del bagno, accanto a flaconi per la pulizia e a un tubetto di dentifricio. Qui è pieno di cose vecchie. Ogni giorno resisto alla tentazione di buttare tutto nell'immondizia. Naturalmente non posso farlo. Mia nonna ha avuto in regalo il Borotalco dalla sua padrona, una signora esile come un giunco, aristocratica. Credo che fosse già aperto. La signora lo frizionava sulla pelle color latte del figlio dopo avergli fatto il bagno. La nonna faceva tutti i lavori di casa, mentre la signora si occupava delle creature che ogni 2 anni o anche meno, spingeva fuori sul letto grande, le gambe aperte come una stella marina. Mia nonna era andata a servizio a 10 anni, neanche presto se si considerano i tempi. La zia Lena, sua sorella, aveva cominciato molto prima. Frequentava la prima elementare, quando la sua maestra aveva chiesto alla bisnonna che la bambina rimanesse a farle piccoli lavoretti, mentre lei spiegava l'aritmetica e l'italiano a una classe di mocciosi senza speranza. Perché la maestra avesse voluto zia Lena, quale onore, non si seppe mai. Io credo sia dipeso dal fatto che la mia famiglia, la famiglia della nonna, era conosciuta e stimata in paese, tanto quanto quella dei proprietari dell'osteria e delle aziende agricole. Con le famiglie degli istruiti, il medico, l'avvocato, il ragioniere del comune, naturalmente non si potevano fare paragoni. Ringraziamo la nostra lettrice Maria Cristina e vorrei ricordare, caro avvocato Massarotto, che proprio l'anno scorso il maestro Mario Merigo vinceva il premio Giacomo Massarotto. Quindi io direi, magari il maestro ci vuole dire, l'ho chiamata in causa, 2 parole, l'emozione, poi anche ritrovarsi quest'anno anche lei dalla parte, che è una cosa bella, se posso permettermi, del premio Prunona, che dà questa possibilità anche di fare l'esperienza da giurato, ma naturalmente prima da partecipante, poi da giurato, anche per dare un giro poi alla giuria, no? Certo, naturalmente questa duplice esperienza fa rivivere le emozioni dell'anno scorso, però ovviamente dall'altra parte ci sono delle altre sensazioni. Comunque è stata anche un'occasione per conoscere l'avvocato Giorgio Massarotto, che ho avuto modo poi, grazie anche a questo premio, di rivedere nella splendida casa di Asolo e quindi di ritornare naturalmente in questi luoghi. Per quanto riguarda il romanzo premiato, che ricordo molto bene, ricordo anche queste pagine, per cui sono davvero felice
l'ho letto e ricordavo esattamente tutto quello che mi fa davvero molto, molto piacere. Le auguro di avere le stesse soddisfazioni che ho avuto anch'io da questo premio, perché devo dire che, come è stato detto anche poi dai colleghi prima, questa esperienza rimane per sempre, perché insomma è un riconoscimento che gratifica e magari può indurre a continuare a scrivere ancora, perché un po' di fiducia serve sempre e comunque. Certo, bene, ridò il microfono. No, cioè, anzi è stato bello, maestro, veramente sentirla anche per le emozioni, no? Vorrei Che anche ritrovare i musicisti del Conservatorio di Castelfranco, perché è giusto anche apprezzare loro, sì. visto che io sono musicista, e prima chiedevo loro appunto di questo dipartimento di jazz, che è una novità, perché quando io poi studiavo ancora il jazz non era entrato nel conservatorio, e quindi mi fa solo che piacere. Comunque vi lascio, No, ci mancherebbe. i premi sono tanti, grazie. No, ma ce la faremo. Grazie a Mario Perigo, grazie alla nostra Graziella Canapei Popolotanco e grazie all'avvocato Massolotto, che io la invito a rimanere qua con me sul palco. Intanto lasciamo i nostri musicisti che ci accompagnano per l'uscita, e per le canoniche foto di rito può riprendere Graziella i suoi premi.